Chi è? Sì. Signor Tonino. Buonasera, signor Tonino. Ehi! Come va? Cosa sta facendo? Stavo stendendo le mutandine di Roberto. Sono di Roberto queste? Sì, so, questo è per il giorno e questo è per la notte. Dai, è una cosa... E gli piace dormire comodo. Questo è senza mutande? No, sì, senza mutande. Lo faccio entrare, lo faccio entrare. Mettiti qualcosa. Ah, Roberto! Mettiti qualcosa, puzzivuzzi. Vergogna. Me l'ho vista, dove eravate? Sì, siamo tornati, che eravamo all'aeroporto, siamo tornati ieri. E dove eravate? Siamo andati a vedere il Festival di Sanremo. Ehi, andate a vedere addirittura a Sanremo? Perché non abbiamo il televisore, allora... Vabbè, va a Sanremo, gli costa di più, scusi. No, ma c'ho un cugino che lavora all'aeroporto. Cosa fa? Il barista. Vabbè, allora dai. No, ma conosce quello che lavora al Cincin? Al check-in. Al check-in. Non ho capito. Check-in. Quello lì, vabbè, sì. E quello lì c'ha un televisore e siamo andati a vederlo lì da lui. Vabbè, ma scusate, veniva qui a Videolina e che siete vicini l'avremmo visto insieme. Ah, Roberto! Te l'ho detto che ce la facevano fare il video. È vergognoso. Ma cosa è successo all'aeroporto? È successo un guaio. Perché l'hanno fermato un gruppo di ragazze di basket del Cruz Cagliari, no? L'hanno fermato che lo volevano conoscere tutti. Lui si è spaventato, gli è venuta voglia di fare la caccotta. Come la caccotta? L'ho accompagnato, è appena uscito dal bagno e è scattato l'allarme antiterroristico. Veramente. E cosa aveva mangiato? Una cosa... Ah, cosa ridi che l'ultima volta che hai scorreggiato mi hai scartavetrato la macchina. Dai, è un po' così. Quando mangia favette con uovo gli fa reazione strana. Vabbè, comunque signora, se volete venire a mangiare qualcosa noi stiamo apparecchiando. No, non si preoccupi. Ah vabbè, allora non fa niente. Vabbè, magari veniamo. Ok, se vuole venire. Dica che Roberto può venire. Scusate, ma è il nostro ospite, il signor Tonino, è vicino di casa. Signor me. Venga, signor Tonino, venga, si accomoda. Già me l'ha data in cielo. Vabbè, ma che lei si mette dietro. Roberto non viene. Ah, Roberto! Vieni, porca. Dai, che... È vergognoso. E dica che c'è Bejon, il giocatore. Ah, Roberto! Vieni che c'è Bejon. A Bejon! Non gli piace, no? Non gli piace Bejon. Venga dentro, venga dentro. Venga dentro, venga dentro. Venga dentro. Chi c'era lì fuori? C'era Roberto che stava morsicando. Venga, che si accomodi a tavola un attimino, che stiamo preparando. Venga a tavola. È in forma, eh? Aspetta, sì. No, si metta qui. Mi tocchi, chi è che sta toccando? Venga a tavola, si accomodi. Aiuto. Si accomodi. Dai, senza paura. Piano piano. Sì. Allora, aspetti che arrivano gli altri. Aspetta, sì. Io ve lo farò assaggiare. Anzi, no, diciamo che possiamo anche far assaggiare. Dimmi, Enrico. Ragioniamo, sembra mal tagliati un po' come cammino. Come ma tagliati ieri dopo che stava marcando oggi. Allora, no, assaggi un attimino se sono buoni. È il filippino lui. È il filippino. Assaggi. Sembrava sardo. Come sono? Va bene il formaggio, sì? Ma solo il formaggio va bene. Allora, qui c'è un messaggio. Prega Alessia. Grande Abe, si è rimasti in contatto con un